Luca Carra, direttore generale della futura Catania FC, ancora SSD per questo mese. Al momento è Catania SSD. Sì, infatti. Cosa significa fare management oggi calcistico e come collegarlo con le regole dell'economia? Di fatto bisogna considerare che una squadra di calcio non è molto diversa da una normale azienda, quindi le regole dell'economia che vengono rispettate nelle aziende, le regole basilari poi alla fine. Faccio una battuta, bisogna sempre avere più ricavi dei costi. Questo funziona in tutto il mondo del lavoro, funziona in tutto il mondo aziendale. Cosa significa nel calcio? Nel calcio significa creare professionalità, creare strutture, creare progettazione per poter programmare quella che è l'attività della società non solo nel breve termine, ovvero nei primi 6 mesi o per un campionato, ma cercare di avere una visione di medio-lungo termine per puntare ad obiettivi anche un po' più lontani. Grazie. Prego.